tutti, sono Giulia e farò da portavoce per Luca e Beatrice. Siamo studenti dell'ITAS Trentino di Lonigo e abbiamo colto l'occasione di approfondire l'argomento api grazie al progetto PSR, le api, un mondo da salvare. Perché sono essenziali le api? Allora, le api, come gli insetti pronubi, sono molto importanti per il nostro ambiente, per il nostro ecosistema. Svolgono un ruolo fondamentale che è quello dell'impollinazione delle piante. Basti pensare che circa il 90% delle piante selvatiche sono impollinate dai nostri insetti e un terzo del cibo mondiale proprio arriva da questa impollinazione. Con la scomparsa delle api e degli insetti pronubi potremmo avere veramente, non dico una catastrofe, però un grosso problema. Vedi superficialità su questo argomento? No, assolutamente no. Le api sono da preservare come gli insetti utili, fanno parte del nostro territorio, del nostro ambiente e quindi dobbiamo tutelarle. E noi apicoltori, ma non solo, gli agricoltori, quelli che sono presenti sul territorio e tutte le altre persone che possono comunque darci una mano. Qual è il periodo in cui vedi e puoi notare più morti? Il periodo varia a seconda delle zone in cui ci troviamo e delle colture che abbiamo presenti sul territorio. Sicuramente dalla primavera all'estate, quando incomincia il processo dalla fioritura alla fruttificazione o a seconda del tipo di piante che abbiamo e dall'inizio dei trattamenti. Questo è quello che ci crea maggiori problemi a noi apicoltori, ma non solo, perché alle volte vengono fatti dei trattamenti massicci, intensivi, in periodi magari che non sono adatti, in ore magari in cui l'ape sta uscendo, in orari non adeguati. Ecco. Con l'avvento del cambiamento climatico si possono notare differenze tra il passato e il presente? Sì, abbiamo visto delle differenze sicuramente con le stagioni. Le stagioni sono cambiate, non sono più quelle di una volta, almeno da qualche anno a questa parte. Abbiamo questi inverni che sono allungati, si protraggono fino a marzo-aprile, di conseguenza abbiamo dei danni sì, all'inizio della produzione, di conseguenza siamo sempre insicuri di quello che facciamo, dobbiamo adottare dei cambiamenti anche noi e ci risulta difficile alle volte fare l'apicoltura, produzione e non solo, perché se alle volte tu pensi di andare a raccolto non ci vai perché ha fatto bello, poi comincia a fare il periodo freddo e di conseguenza le api tornano indietro e non riescono a portare a casa il frutto praticamente, il nettare. Quali piante sono le più prelibate, le più scelte dalle api? Allora, dipende dalla zona in cui ci troviamo, qua nel nord Italia o nella provincia di Verona, quelle che vengono predilette dall'ape soprattutto è la cacia, poi abbiamo il ciliegio, il castagno, il tiglio e tutti quei fiori che concorrono ad avere un millefiori, cioè tutti quei fiori di piante selvatiche e non che vengono messi insieme dalle api e si ha una produzione di millefiori. Abbiamo deciso anche di intervistare un rivenditore di prodotti fitosanitari. Noti che gli agricoltori rispettino le dosi stabilite e gli orari? Allora, in questi ultimi anni gli agricoltori sono un po' più attenti al discorso degli orari e delle dosi, anche se alcune aziende, per questioni magari di superfici, non riescono sempre a a riuscire a fare in tempi giusti i trattamenti. Di conseguenza le api a volte ne rimettono della loro salute. Diciamo che l'attenzione negli ultimi anni è molto più presente nelle aziende giovani, dove ci sono dei ragazzi che sono più attenti all'ambiente, mentre le aziende che sono gestite da persone più anziane, che hanno ancora un concetto
errato forse dell'ambiente oppure dei prodotti, pensano che i prodotti non facciano niente alle api, invece ci sono dei prodotti che sono molto pericolosi. E quanto influiscono questi prodotti fitosanitari sulla vita delle api secondo lei? Allora, secondo me i prodotti fitosanitari, quelli di vecchia generazione, influiscono tantissimo in modo negativamente, mentre quelli di nuova generazione sono un po' più attenti e tutelando sia l'ambiente, il territorio e anche gli insetti. Anche se a volte per un discorso economico ci sono certe aziende che pur per risparmiare e avere un maggiore PLV vanno a utilizzare dei prodotti che hanno un forte impatto ambientale perché costano molto meno rispetto agli ultimi prodotti che sono nati con un impatto ambientale molto più basso. Di conseguenza potrebbero fare di più e non vanno a rispettare il territorio, l'ambiente. E sono stati eliminati qualche prodotto sul mercato riguardante questo problema? Sì, negli ultimi anni sono stati eliminati alcuni prodotti, soprattutto i neonicotinoidi, che sono quelli che usavano per le conce delle sementi, perché si sono accorti che conciando le sementi la pianta usciva e il fiore che metteva, le api ne erano attratte e di conseguenza morivano. E altro prodotto che stanno eliminando, verrà eliminato sicuramente, sono i fosfororganici, perché sono prodotti molto forti per quanto riguarda l'impatto ambientale e soprattutto sugli insetti utili. E quindi si può far di più? Sì, si può fare molto di più, anche se l'Italia, l'Italia sta già curando molto l'ambiente, però a volte gli agricoltori pensano solo ai loro profitti per un semplice motivo, perché gli altri stati a livello, con il discorso della globalizzazione, ci sono degli stati a livello mondiale che stanno utilizzando prodotti che l'Europa ha eliminato, di conseguenza vanno a produrre le derrate alimentari a prezzi più bassi e fanno concorrenza sleale al mercato europeo, senza che il consumatore sia informato, perché a volte quando il consumatore va sul banco a acquistare la frutta e la verdura guarda solo il prezzo. Guardando il prezzo sta uccidendo l'agricoltura italiana, perché il prodotto italiano che deve seguire delle regole per riuscire a commercializzarlo nel territorio non è più competitivo con i prodotti esteri che arrivano da lontano. Di conseguenza l'agricoltura italiana, se non verrà tutelata dalle associazioni di consumatori o dai consumatori stessi, avranno sempre più difficoltà. Ecco che a volte le aziende agricole sono portate a fare delle cose magari nei limiti della legalità. Di solito l'Italia negli ultimi anni è uno degli stati dove sui mercati hanno fatto dei controlli, si supera il 90% dei prodotti a livello residuo molto dentro ai parametri di legge. Dunque credo che siamo su una buona strada per l'Italia. È importante che l'informazione arrivi sempre verso le aziende agricole, che attualmente l'informazione è vitale per continuare a produrre. L'informazione arriverà secondo me perché sulle aziende c'è un cambiamento generazionale, i giovani sono più predisposti a questo cambiamento, le persone anziane un po' meno. Il problema attuale è che sulle aziende agricole ci sono più anziani di giovani. Nel 2020 ancora siamo poco informati, il cambiamento c'è ed è evidente. Le api stanno morendo e le cose fatte sono ancora troppo poche. Il 23 ottobre 2019 il Parlamento europeo ha bloccato la Commissione Juncker sulle misure a tutela delle api. È da tempo che si attende che l'Europa inizi la transizione verso una società non tossica che richiede l'uso sostenibile di pesticidi che non danneggiano l'impolilinatore e la biodiversità. A quanto tempo ancora dovrà passare? Facciamo un appello sulla base delle nostre 2 interviste di istituire corsi informativi sulla moria delle api e di quanto reale sia il cambiamento climatico. Troppe persone ancora non ci credono. Chiediamo dunque di definire gli orari di trattamento meno nocivi possibili agli insetti impollinatori, diffondendo PF alla sera piuttosto che durante il giorno, diminuendo così la probabilità di contaminazione durante il volo. Chiediamo inoltre, data l'erosione genetica ormai confermata nel mondo, di introdurre, incrementando così anche la biodiversità, le piante amate dalle api, come l'acacia, il ciliegio, il castagno, il tiglio e il mandorlo, nei centri urbani, negli spazi delle rotatorie, aumentando così anche il verde comune. È il momento di iniziare! Movimentiamoci perché un mondo diverso è ancora possibile!